Buongiorno e bentornati a tutti su FIPA Veneto TV. Oggi siamo al Palasport di Vicenza per assistere alle partite che decreteranno i vincitori della categoria Under 13 maschile e femminile. Nel settore maschile si scontreranno i ragazzi della Chioene Padova guidati da Alice Biasini e il Treviso di Alberto Tosatto. Più tardi invece scenderanno in campo le due finaliste femminili, Pallavolo San Vendemiano di Treviso e l'Amico Mocovolle di San Donà. In bocca al lupo quindi a tutte e quattro le squadre e a più tardi con le voci dei protagonisti. Siamo al saluto. E siamo al saluto pre-partita. Numero 12 Thomas e chiudiamo con il numero 69 Mattias.
Allora siamo con Alice Biasini e Andrea Barutta, capitano e allenatore della squadra che ha vinto l'Under 13 maschile. Alice, raccontami un po' questo percorso, perché mi sembra di capire che ne avete passate tante. Tantissime, perché con questa squadra ha fatto sia l'Under 13 che l'Under 14 e ci siamo già visti in tanti appuntamenti, perché è partito tutto dalla Coppa Veneto. Dopo la Coppa Veneto c'è stata l'Under 14, c'è stata l'Under 13 3x3 che siamo riusciti a vincere sia a livello regionale che a livello nazionale, quindi questa era un po' la coronazione di un anno fantastico, di un anno dove siamo riusciti, non dico a vincere tutto perché una ciliegina sulla torta è mancata, però quasi, quindi siamo contentissimi. E Andrea, tu invece cosa ci racconti? Beh, all'inizio è stata una partita molto tranquilla, poi probabilmente al terzo set siamo un po' tranquillizzati e è andata come è andata. Quindi quasi ci scappava il quarto set. Esatto, avevamo un po' paura a dire la verità, però alla fine forse un po' di fortuna e un po' abbiamo ritrovato la voglia di giocare, la voglia di vincere e ce l'abbiamo fatta. Siamo con Alberto Tosatto, allenatore del Volley Treviso. Alberto, un bilancio molto breve di questa partita, cosa non è andato? Invece abbiamo visto un terzo set molto combattuto. Sì, hai detto bene, al di là della bravura dell'avversario che secondo me si è dimostrato sul campo superiore a noi per adesso, potevamo fare qualcosa di più. Ho parlato prima ai ragazzi, non ho capito l'atteggiamento dei primi due set perché non hanno fatto quello che gli ho chiesto e non ho capito perché, probabilmente vista l'età giovane e la tensione ha giocato un ruolo importante nei primi due set. Il terzo potevamo giocarcelo, è andata così.